Negli anni le cooperative sono diventate parti integranti del tessuto sociale del nostro paese. Basti pensare che un italiano su tre acquista beni e servizi da cooperative, 1 su 5 è socio di una cooperativa, 1 su 8 usufruisce ogni anno di servizi di welfare o sociosanitari erogati da cooperative sociali e sanitari e 1 su 10 è cliente di una banca di credito cooperativo. Una fotografia raccontata durante gli 80 anni di Confcooperative Padova, occasione per fare il punto sulle priorità attuali e del futuro. Il tema della casa, una casa che non è accessibile, una casa che manca, quindi qui sicuramente deve esserci lo spazio per riprendere in mano delle politiche pubbliche per quanto riguarda case, e quindi sia la nostra cooperazione di abitazione che la cooperazione sociale possono insieme, per esempio, trovare delle soluzioni per garantire l'accesso alla casa per tutti e tutte, indipendentemente dalla fascia di popolazione. Questa è una priorità. Oggi Confcooperative Padova conta 221 cooperative, 11.500 soci, 8.800 lavoratori, di cui 920 svantaggiati o in gravi situazioni di disagio, per un valore della produzione di quasi 1 miliardo di euro. Una rete cooperativa, quella padovana, che è leader nell'occupazione e nel terziario sociale, ma opera in tutti i settori economici, dall'agricoltura al credito ai servizi. Cooperativa è ancora oggi il motore e la locomotiva per il settore agricolo, e questo lo denota anche la grande presenza di cooperative, per fortuna, che ci sono nel Veneto, e tra l'altro cooperative che nel mondo vitivinicolo stanno dando grandi risultati. La cooperativa ha dato la possibilità e continua a dare la possibilità anche di poter coltivare anche a piccoli produttori. L'impegno di Confcooperative anche per migliorare le politiche di welfare, una richiesta che arriva dritta ai candidati alle regionali. Chiediamo che ci sia meno burocrazia e chiediamo che il piano di azione, le cui consultazioni, piano d'azione per l'economia sociale, che ieri sera ha concluso le sue consultazioni, possa poi essere messo a terra sia a livello regionale che a livello provinciale, per dare gambe con misure, strumenti, risorse.